Ora il solido legno della piccola cassa bianca incominciava a sembrare una strana, sconosciuta materia, fatta di carbone dentro e cartone fuori. E così, mentre l'interno bruciava sotto i raggi di sunshine, l'esterno andava sbriciolandosi nella terra zuppa d'acqua e di lacrime, come un vecchio ceppo madido di pioggia in un incendio. Dopo un po' la cassa non c'era più. Ne restavano una pallida cenere grigiastra ed una melma nera che già andavano disperdendosi nella terra con l'acqua che, filtrando nelle zolle, continuava a scendere giù, come una cascata. Ora Max era solo, con il suo piccolo sole nel cuore, e doveva decidere che fare. La cosa più semplice sarebbe stata lasciarsi andare e gocciolare anche lui nel profondo oscuro, giù, fino a chissà dove. Forse fino ad incontrare l'altro sole, il gran sole nero che è sotto i piedi di tutti noi, furioso e dimenticato, finché non si risveglia e ci risveglia fra cascate di lava fusa e schizzi di lapilli. In quel gran sole profondo avrebbe di sicuro potuto provare pace, serenità, oblio per sempre. Finalmente il cuore di acciaio temprato di Max si sarebbe fuso definitivamente con la roccia eternamente ardente che lo aveva generato. Ma non era questo il suo destino. Max non voleva che fosse questo il suo destino. Ci sono delle forze sottoterra cui pensiamo raramente, forze brutali e violente, come la forza della pioggia che scende e scroscia e si raccoglie e scorre lungo gli strati di terra argillosa, fino a formare meravigliosi torrenti e laghi sotterranei, o la forza del cuore di fuoco del nostro pianeta che libera continuamente terremoti ed eruzioni vulcaniche. Ma ci sono silenziose, miti, anche forze gentili e modeste, che senza gli urli e strepiti delle loro sorelle maggiori, rumorose e iraconde, fanno con discrezione il loro umile lavoro giornaliero. E il loro lavoro non è meno utile di quello pasticcione, rumoroso e multicolore delle loro sorelle furiose. È un lavoro attento, paziente, meticoloso, ma senza il quale la vita sulla terra non potrebbe esistere. Almeno la vita come la conosciamo noi, altrove chissà. È proprio, l'avrai capito, di alcune di queste forze gentili che vorrei parlarti ora, di quelle che fanno un lavoro lento e continuo, ma pure scolmolgono i paesaggi nei tempi lunghi della terra. I venti, le correnti marine, le maree, l'alba, i tramonti, la vita vegetale. Di una di queste forze Max approfitta con un lampo di genio improvviso e scioccante. Lui non vuole scendere, vuole salire. Vuol tornare dal babbo e dalla ragazza dai capelli di sole, la sua Sunshine, ovunque ella sia e chiunque stia per diventare crescendo. Solo che intorno a lui tutto sembra contro la volontà del suo cuore d'acciaio, che pompa allo stremo per aiutarlo nel suo intento. Ma che può fare un cuore d'acciaio fantasma contro la terra e la solida roccia, l'acqua che scroscia e il freddo che avanza? Il cuore poco o nulla, ma altra forza c'è, che Max vede illuminata da Sunshine ed a portata di mano. Un seme,
un singolo sperduto semino dormiente si intravede fra le zolle grondanti. Max lo afferra, cioè cerca di afferrarlo. Impossibile, gli sguscia via tra le dita immateriali come fosse una saponetta sotto la doccia. Tenta di nuovo. Niente. Mai scoraggiarsi, ragazzo mio. Riflettere sulle sconfitte e ritentare fino alla vittoria. Max capisce. È forse ora anche più intelligente di prima. O sente misteriosamente che lui e il seme sono di natura troppo diversa perché lui possa acchiapparlo. E allora, puff, capisce che se non può afferrarlo, deve in qualche modo anche lui diventar seme, assumere quella natura così diversa dalla sua di un tempo e da quella attuale. Max ormai è puro spirito. Perché mai non dovrebbe riuscirci, avendone la volontà? E allora un panorama nuovo, mai immaginato né visto, si spalanca agli occhi di Max. Vede in un lampo la superficie lucida del seme, i tegumenti, l'embrione, le cellule, le molecole, gli atomi, le particelle elementari e quelle complesse, e tutte le particelle subatomiche. E giù ancora, e fino all'infinitesimo indicibile e inimmaginabile. Ciò che la nostra scienza ancora non ha scoperto e forse non potrà scoprire mai. E in un divino miracolo fanciullo, Max entra nel seme e diventa seme egli stesso. Il Dio dei ragazzi di cuore di acciaio temperato aveva voluto così. Perché Max, qualunque nuova forma prendesse o qualunque nuova vita conquistasse, aveva ancora un destino importante da compiere su questa terra. E il seme si è risvegliato. Ora assorbe acqua, le sue cellule bevono a sazietà dopo il lungo sonno e incomincia a crescere, i tegumenti si rompono nei punti stabiliti dal gran dio dei semi, il seme si nutre e cresce, la plantula esce dai tegumenti. Ah, tu ragioni un po' troppo col cuore, ragazzo mio, usa il cervello, gli diceva sempre il nonno, ma si sbagliava. Non sempre gli anziani hanno ragione, sai? Era il suo cuore coraggioso e indomito che si faceva spazio nella terra fredda, nera e fangosa. Ed ecco la radichetta embrionale, spinta energicamente dal suo interno, dal cuore di Max, è già in vista degli strati più superficiali di terra. Il freddo aumenta. È inverno, stagione inadatta alla nascita di una fragile piantina, ma Max insiste e persiste e spinge continuamente, spinge con una forza sovrumana e magnifica. Spinge con la forza dell'amore. I cotiledoni sono ormai il cuore incandescente di Max, riscaldato da Sunshine, e il miracolo può continuare. In pieno inverno, quando anche l'umidità dello strato superficiale del terreno gela in tanti minuscoli cristalli di ghiaccio, Max pianta, Max albero nasce, protetto da una sfera misteriosa di calore prodotta dal suo antico cuore umano. 2 minuscole foglioline di un verde tenue, quasi bianche, rompono l'ultimo strato di terra ghiacciata e Max albero nasce, con lo sguardo rivolto verso il cielo, alle nuvole screziate di grigio, alle gocce che piovono dritte su di te, che incantato e incredulo torni a respirare l'aria del tuo vecchio mondo. Lo sguardo fisso sull'azzurro profondo
e sul blu notturno istoriato di miliardi di fiammelle lontane, vibranti per te, per la tua rinascita. E tutta la natura ti dice: bentornato, buon vecchio Max, bentornato tra noi, ovunque tu sia e qualunque cosa tu sia diventato, perché qualunque cosa tu sia ora, sei di certo qualcosa di buono e generoso e onesto e puro. E di tutto ciò continua ad esserci un gran bisogno qua giù, vecchio mio. Bentornato, fratello. E con questo vorrei mandare un grandissimo abbraccio a tutte le ragazze e tutti i ragazzi di Campo di Mele e del mondo intero.